Ceramica Dolomite è un'azienda storica della regione e producendo sanitari, utilizzando gas per cuocerli a 1200 gradi, quindi ben si può comprendere quale sia il tema di risparmio energetico che ogni giorno cerchiamo di realizzare. E questo lo facciamo ovviamente attraverso una continua ottimizzazione degli impianti, una continua ricerca di ridurre tutte le perdite di calore e soprattutto di utilizzare il calore che noi portiamo fino a 1200 gradi poi anche in tutte le sue forme inferiori di cottura, proprio dall'essiccamento e in altre fasi del processo. Perché in fondo la ceramica per essere fatta bene ha bisogno anche di calore e di umidità e questo ovviamente aiuta e contribuisce al tema. Poi c'è anche il grosso tema di recupero degli scarti e negli scarti si intende quelle che sono eventualmente le lavorazioni che non hanno dato la qualità attesa e quindi per questo quello che facciamo è una buona parte di recuperare quello che è lo scarto per riutilizzarlo poi nel processo produttivo. Ovviamente non è facilissimo perché richiedono alcuni trattamenti, ma questo è quello che poi ci impegniamo a fare. Dal punto di vista ambientale credo che poi ancora più importante è poi l'utilizzo che facciamo ogni giorno a casa dei nostri sanitari. I sanitari che produciamo includono anche il water che quindi consuma tanta acqua ogni volta che viene utilizzato. Il riuscire a farlo con una minore quantità di acqua è anche quello il nostro lavoro. Invece dei 4,5 litri che vengono utilizzati nello scarico normale, riuscire a utilizzare 3 litri o anche meno è proprio un aspetto fondamentale perché poi moltiplicata per i milioni di abitanti e le tantissime volte in cui viene utilizzata vi potete rendere conto di quale sia l'impatto in termini di utilizzo dell'acqua che ogni giorno poi noi facciamo. La ceramica è fatta con terra. E quando parlo di terra si parla di argilla, di caolino, feldspato, tutti prodotti che vengono estratti dalla terra e come tali ovviamente hanno la variabilità che hanno la terra perché scavare una buca qui dietro casa oppure tra 1 chilometro di distanza magari troviamo la stessa argilla ma possono avere venature diverse, caratteristiche fisico-chimiche diverse e questo richiede ovviamente un forte controllo della qualità in ingresso di questi prodotti. Quindi noi prendiamo questa terra e poi sostanzialmente gli aggiungiamo dell'acqua, ne facciamo un impasto che coliamo in una serie di forme e queste forme poi prende vita il sanitario che poi viene gradualmente essiccato, poi anche smaltato e infine cotto ai 1200 gradi. Durante tutto questo processo ci possono essere degli scarti e quindi proprio il lavoro che accennavo anche prima era sul recuperare questi scarti durante il processo e poterli reinserire come materia prima, ovviamente non in grandi percentuali perché altrimenti si rischia di squilibrare il meccanismo, però poterlo riutilizzare in modo da ridurre quello che è l'impatto finale del nostro utilizzo della terra presso lo stabilimento. Il fare sanitari ceramici è qualcosa di sorprendente. La parte industriale è importante, stiamo investendo anche quest'anno diversi milioni di euro in nuovi macchinari per la colatura ad alta pressione, per migliorare l'utilizzo di tutti i nostri impianti in maniera da poter automatizzare fin dove è possibile. Ma il pezzo di ceramica, prima di diventare ceramica, è fatto in una serie di fasi nella quale la mano dell'uomo o della donna intervengono in modo sostanziale perché deve essere curato, rifinito puntualmente il prodotto e quindi ogni singolo pezzo deve essere artigianalmente rivisto e quindi è uno splendido connubio tra la parte più prettamente industriale e la parte artigianale. E in questo devo dire che c'è un sapere che viene tramandato ormai da più di 50 anni, da generazione in generazione di chi ha lavorato in ceramica dolomite e che stiamo portando avanti con questa rinascita. Non è stato solo un momento importante, ma direi un momento altamente critico, perché Ideal Standard aveva deciso
nella fine del 2021 di chiudere lo stabilimento, quindi di terminare la produzione in questa zona. La cordata dei 4 imprenditori, che ricordo essere Banca Fininte, Delfin, la finanziaria di Del Vecchio, la Zafin, la finanziaria di famiglia Zago, Luigi Rossi, che hanno costruito questa cordata, alla quale poi hanno coinvolto anche Invitalia con il fondo di salvaguardia, per salvare e rilanciare Ceramica Dolomite. Questo cosa vuol dire? Sostanzialmente quel saper fare che descrivevo prima, riuscirlo a non solo a mettere in sicurezza, ma anche dargli nuova vita e nuovo slancio, perché ovviamente non possiamo guardare al passato, ma dobbiamo guardare al futuro. E proprio per questo, fin dall'inizio abbiamo subito deciso di sviluppare delle nuove collezioni, le abbiamo fatte insieme con l'architetto Nilo Gioacchini, che è un estremo conoscitore del settore, che hanno già visto adesso la luce, quindi in pochissimo tempo le abbiamo immesse sul mercato. Saremo presenti al Cersaie, quindi alla fine di settembre, nella prima fiera in cui Ceramica Dolomite si ripresenta ufficialmente anche al suo pubblico, con ulteriori 2 nuove serie e con anche innovazioni di prodotto importante. Tutto questo proprio per dare quella continuità ma rivolta al futuro e non solo per un salvataggio della storia. Dopo un primo anno devo dire che tanti risultati abbiamo raggiunto, sicuramente ce ne sono ancora tanti altri ancora da portare a casa, anche perché il mercato in questo periodo non ci sta aiutando, vista la generale fermata o rallentamento forte che c'è stato a seguito dell'aumento dei tassi di interesse e della chiusura del super bonus del 110. Però noi andiamo avanti, continuiamo i nostri investimenti perché siamo convinti che possiamo riprenderci la posizione che Ceramica Dolomite aveva nel passato, ma essere rivolti al futuro.